Grazie innanzitutto Fiorello per questa opportunità. Sono onorato di iniziare questo vlog dedicato alle aziende produttrici di agrofarmaci. Ritengo che sia un appuntamento molto importante sia per noi aziende per riportarvi le nostre novità e la nostra visione di difesa del vigneto, sia per chi sta dall'altra parte dello schermo per anticipare le scelte sulla migliore difesa fungicida da applicare per l'annata entrante. Io vi parlerò della Folpan Family, ovvero di tutti i formulati Folpet, base Folpet inseriti nel nostro catalogo e dedicati alla difesa della vite, e posso tranquillamente affermare che per Adamà Folpet è un elemento centrale nella difesa fungina della vite, per oggi e anche per il futuro, e vedremo, e adesso cercherò di spiegarvi anche il perché. Fatemi fare una breve retrospettiva su quella che è stata l'annata scorsa e vediamo che questo è un trend, come si anticipava prima, che avviene con una maggior frequenza negli ultimi anni. Quindi abbiamo davanti a noi delle primavere che partono in anticipo, con delle temperature medie superiori e con della piovosità elevata. Questo fa sì che da una parte vada ad incrementare la velocità della ripartenza vegetativa della pianta, quindi la foglia si sviluppa prima e anche la suscettibilità della pianta arriva prima. E per contro, l'annata 2024 ne è stata a testimonianza, l'elevata piovosità ha fatto sì che si maturassero anche le ospore e quindi avvenisse per la prima volta in maniera così anticipata l'infezione primaria. Tutto questo correlato poi con l'andamento climatico 2025, quindi con le frequenti bagnature anche di notevole entità, ha messo a dura prova la tenuta delle nostre strategie di difesa, quindi fondamentale importanza secondo Adamà andare fin da subito ad impiegare dei principi attivi ad alta efficacia e ad alta capacità di protezione della pianta. Detto ciò, vado a riprendere un po' il concetto che è stato espresso prima dal dottor Sergio Carraro, quindi negli anni le molecole e le armi a disposizione per difendere la vite dalla peronospora sono sempre in continua diminuzione, ci vengono tagliate e quindi sappiamo che, ad esempio, quest'anno dovremmo fare a meno delle nostre strategie di difesa del Metira, che era un importante principio attivo. Per questo, in modo particolare, nel ventaglio dei prodotti multisito a disposizione per la difesa della vite, ritroviamo 3 principi attivi: Folpet, Ditiano e i prodotti rameici. Ciascuno di essi ha una diversa capacità di difendere la pianta, quindi una diversa efficacia sia nei confronti di quella che noi riteniamo per la zona la patologia principale, quindi la peronospora, con una diversa persistenza di efficacia d'azione, ma anche un'efficacia correlata a quelle che noi definiamo patologie secondarie, quali ad esempio le scoriosi, la botrite e il black rot. Ciascuno di questi principi attivi ha poi delle caratteristiche intrinseche e estrinseche, per cui ha una diversa miscibilità, una diversa selettività sulle cultivar sulle quali viene applicato ed infine una diversa resistenza al dilavamento, fattore da tenere molto in considerazione quando si va a scegliere il prodotto da applicare in campo. Vediamo qui velocemente come sono cambiati i disciplinari di produzione. Qui il dottor Sergio Carraro l'ha spiegato molto egregiamente prima. Vediamo che il gruppo Ditiano Folpet negli anni è andato aumentando. Questo per sopperire alla mancanza degli altri principi attivi che sono usciti di scena, e quindi siamo passati dal 2021 con la possibilità di applicare fino a un massimo di 4 Folpet nella nostra strategia di difesa, secondo i disciplinari di produzione, fino al 2024 in cui a inizio anno erano consentiti 7 trattamenti con Folpet e Ditiano nel gruppo, e poi abbiamo dovuto ricorrere a 2 ulteriori trattamenti visto appunto le avverse condizioni meteo. Penso che per quest'anno abbiamo raggiunto, grazie appunto anche alla collaborazione del fitosanitario piuttosto che delle associazioni dei produttori, un buon compromesso, e quindi partiamo con la possibilità di applicare 12 trattamenti di Folpet durante la prossima annata. Ho una buona notizia che è arrivata durante lo scorso anno, durante la seconda parte della scorsa stagione, ovvero il rinnovo della sostanza attiva Folpet. Questo è un obiettivo molto importante per noi ad Adamà, perché possiamo dare certezza agli viticoltori e a chi andrà a applicare il prodotto che per i prossimi 15 anni potranno contare su questo importante principio attivo per la difesa, in modo particolare della peronospora. Perché Folpet
è importante, ha questa centralità all'interno della difesa antiperonosporica e fungina della vite? Assolutamente, perché ha una conclamata e riconosciuta efficacia nei confronti del patogeno, in modo particolare della peronospora, ma anche perché è un multisito, quindi è un prodotto a supporto di tutte quelle nuove molecole, anche quelle di ultima entrata, che essendo monosito sono molto suscettibili ai cali di efficacia e all'insorgenza di fenomeni di resistenza. Quindi sappiamo che applicando Folpet in partner con i monosito riusciamo anche a tutelare queste molecole. Altra importantissima caratteristica del nostro principio attivo è quella di essere molto affine alle cere, quindi questa sua proprietà chimico-fisica del prodotto, legata alla bassa solubilità in acqua, fa sì che il prodotto sia molto adesivo nei confronti della foglia, nei confronti del grappolo, e meno sottoposto a quelli che sono i fenomeni di lavamento che occorrono quando vi sono le piogge durante la stagione. Quindi ottima affidabilità legata e dovuta alla resistenza di lavamento di questa molecola. Quali sono i formulati che compongono questa famosa Folpan Family di Adamà? Abbiamo 3 formulati, abbiamo il formulato straight, ovvero il Folpan 80 mg, formulato in purezza con 800 g/kg di principio attivo, registrato nei confronti di peronospora, escoriosi e black rot, che ci dà anche un effetto collaterale nei confronti della botrite, e poi abbiamo i 2 formulati in miscela, che vanno a sfruttare ed a utilizzare sia la modalità d'azione di copertura del Folpet e la vanno ad abbinare con 2 principi attivi di tipo sistemico. Folpan Gold miscela Folpet e metalaxilemme, Folpet e metalaxilemme in formulazione originale e esclusiva di Adamà, ovvero formulazione in pepite che ci permette una massima biodisponibilità dei 2 principi attivi, quindi una maggior perdurata d'azione, una maggior perdurata di copertura. E l'ultimo entrato, ovvero Folpan Energy, miscela liquida tecnologica col formulato Folpet e fosfonato di potassio in miscela ad alta concentrazione. È un prodotto che abbiamo introdotto durante la scorsa campagna per la prima volta, quindi è una novità per noi della MA, ed è un prodotto che nello scorso anno ci ha dato buoni feedback di tenuta anche in condizioni estreme, anche in condizioni veramente difficili come quelle del 2024. Andiamo ad esaminare quella che è l'etichetta di Folpan Energy, perché durante la scorsa annata abbiamo avuto dei miglioramenti dell'etichetta, quindi abbiamo avuto l'introduzione di 2 nuovi patogeni target, quindi non è più un effetto collaterale ma un effetto in etichetta relativo all'efficacia nei confronti di escoriosi e black rot del prodotto. Abbiamo poi ottenuto nei confronti della peronospora una forchetta d'utilizzo che va da 300 a 400 millilitri ettolitro, con dose massima 4 litri ettaro. Questo ci permette di andare a modulare, a seconda delle previsioni meteo, piuttosto che della stagionalità, piuttosto che della fase fenologica, il corretto dosaggio senza andare a sprecare principio attivo ed essendo anche sostenibile economicamente. Quindi abbiamo 5 applicazioni all'anno di prodotto con un intervallo di 28 giorni di carenza. Su cosa basa la propria efficacia Folpan Energy? Sull'attività dei 2 principi attivi diversi, quindi l'attività di contatto del Folpet che si va a legare alle cere, che è molto resistente al dilavamento e che quindi crea una barriera contro l'entrata del patogeno, e l'attività sistemica del fosfonato di potassio che, agendo dall'interno della pianta, va a diffondere la difesa in via sistemica, quindi in maniera acropeta e basipeta, e quindi va a prolungare anche la difesa di quelli che sono gli organi in nuova formazione, le foglioline che si generano in epoca successiva a quella del trattamento. Questo ci ha permesso durante l'anno di ottenere e di fare veramente la differenza in termini di efficacia nella difesa. Come andiamo a posizionare la Folpan Family all'interno di una strategia di difesa nei confronti della peronospora? Quindi partiamo sin dall'inizio della strategia della difesa inserendo i prodotti a base Folpet, in modo particolare Folpet 80 mg, che poi andiamo a addizionare con prodotti citotrofici piuttosto che prodotti sistemici in miscela estemporanea, e poi ci affidiamo invece alle 2 miscele ready to use, quindi pronte all'uso, nelle fasi di maggior sensibilità al patogeno, ovvero tra la fioritura e la legagione, quindi la formazione del grano. Questo ci permette di andare a controllare e a bloccare ogni possibile infezione per questo importante patogeno.
Vado veloce con l'esperienza in campo, riporto una prova fatta durante lo scorso anno, una prova di strategia in cui a Verona abbiamo utilizzato la strategia con la Folban Family messa a confronto con una strategia standard in cui siamo andati a alternare Mettiram di Metomorph e nel periodo della fioritura la miscela Dithium più fosfonato di potassio. Siamo andati a eseguire i trattamenti a turno fisso in una stagione molto complicata, quindi abbiamo diverse piogge, diverse bagnature. Vediamo che trattando a turno fisso non siamo andati nel periodo ideale per ottenere un'ottima copertura, ma in questo modo siamo potuti andare a valutare, a tirare un pochino l'efficacia delle due strategie. Le immagini in campo danno un testimone a un trattato già completamente colpito e distrutto ai primi di giugno, quindi immagini veramente forti a testimonianza dell'annata scorsa. Invece, per contro, i risultati di efficacia rispetto al testimone non trattato determinano e fanno vedere appunto un'ottima strategia, un'ottima tenuta sia nei confronti dell'efficacia su foglia che sul grappolo rispetto a quel che è il testimone non trattato e la linea standard. Prova svolta con Folpe nei confronti delle scoriose, anche qui mettendo a confronto Folpe con quello che era uno dei principi nella difesa delle scoriosi, vediamo appunto quanto il prodotto riesca a contenere la malattia e a garantire la sanità dei tralci. Chiudo con questi punti, con queste pillole a conferma di quanto detto prima, quindi perché affidarsi alla Folban Family? Perché il prodotto ha un'ottima e riconosciuta attività nei confronti della peronospora, ma anche un'attività che è specifica nei confronti delle scoriose e black rot e un'attività collaterale nei confronti della botrite. È uno strumento ottimo per la gestione delle resistenze, riesce ad aderire bene alle gasse alle cere, quindi è sottoposto poco al dilavamento, è inserito bene nelle guide nazionali e regionali e ha un ottimo profilo residuale e di import tolerance che lo rendono appunto e rendono i vini prodotti esportabili. Io vi ringrazio gli organizzatori.